Buongiorno, anche vi vuole parlare di musica e per accompagnare a che la video sarà consacrata a un gruppo che mi tiene proprio al cuore, Ludalfin! Le sous-titre a chi van bene o disparesse, ma aveva aggiunto dei sottotitoli francesi e italiani alla funzione YouTube. Se ne avesse besoin, li vi laissi mettere. È buono? Manda! Ludalfin vient do Piemonte, è dirigita da Sergio Berardo, canta in Lusita, fa un mesclun tra musica trad e rock, tout à coup per fare baladigere. E è rende dire quand tout plein de succès. Mes 30 anni di carriera e 12 dischi editati hanno rivoluzionato l'immagine della Sansonia. Ma tutto a coup sai che lo sapete già. Allora è partita per 5 kawa che non sapeva su Ludalfin. Un Ciaparusa. È pas le nom d'une canzone di Ludalfin, ma d'un gruppo di musica piemontea che causa la morte di Ludalfin, ma che ha permesso la sua rinascenza. Per capire un po' di storia. Ludalfin è nato nel 1982, ma il disco in Francia l'ero de Grande Guerre. Ma nel 1987 ci è apparuto proprio a Sergio Berardo de Laissa Ludalfin per venire professionale e si produrre nel mondo entier. Sergio Berardo dit che è grazie a una cosa che tutte imparate durante 3 anni. Ma au bout du moment, a una riflessione. Va chi se racconta a Simonetta Baudino. Io faccio di musica tradizionale di un posto, poi vado a suonare in giro per il mondo e non suono mai in Piemonte. Io vado a cantare un Monferrino in Canada o in Finlandia e non canto in occitano qui nelle valli. Avevo voglia che questa musica vivesse nel suo territorio e quindi ho deciso di ritornare a suonare qui, di concentrare la mia attività su questo territorio. E scomaco che si trova d'autres musicanti per fare mai nice Ludalfin e per fare di musica tradizionale d'un luogo in un luogo. 2. L'Oste del Diao, Vira Suleu e Cavalier Faidit è una trilogia. Ouais, una vera trilogia, come lo Signor Diane o lo Gioco do Fame, ma è musica. Ma allora, che storia canto a quel disco? Va chi la mia interpretazione. En premier, si dit qu'il y a une feuille qui commence à réveiller le cuore uscita. Un pays che si muore e tutto il mondo si batte li tantifla. Après, si parla de battaglia per la libertà, perché è pas tardi per tutte salvar. Vira Suleu commence avec détermination et fierté. Ma la quatrième chanson commence a cambiare e sono presentate dei guerrieri che sono pas tan buoi. N'hi a che gli piacciono mai di beure un cau che di fare la guerra. D'autres capiscono che sono pas tan forti e che lo si pensavo. E allora arriva sen che si deve arrivare, perdono la guerra. Van all'enterrament del trad e ritorno a Maion ben triste. Cavalier Faidit è il cavalier che ha perduto e che gli impia la terra, a pleurer. Ma quelle interprétation è mia, pensate che la partagez pas. 3. La canzone La Festa. En a che la canzone si parla di una festa dove un personaggio non è invitato. Ma se batte, perché è poi rida che la festa. È l'istoria che conta lo libretto. Ma in ascoltare il registramento, il y a mai dei dettagli. Ascoltassi. Siamo d'accordo che di la Provenza, allora che smarcate la tua festa. Sono dei cavoli scongiudi che mi piacciono tutti perché è la guerra. Il y a che valadi do Piemonte des tensions tra due movimenti militanti identitari. L'un è aquel dei uccitanisti e l'altro dei provincialisti. Ludalfin fa parte dei uccitanisti e aquella canzone è contro le camp inverse. Ma chut, è pas tout à la même public, on peut avoir voulu mettre le librio. 4. Lou ou Lou? Ludalfin è scritto meglio OU per fare lo son U, come in francese. Ma sulla carta della flûte di Ludalfin, il titolo dell'album è scritto meglio O per fare lo son U. Bimbar o no? E ecco 42. Alla riedizione di Gibus Bagaz e Bandin del 2009, lo Gibus scrive mette OU sulla carta, mette O sul libretto. E Bandi ha pas de T sulla carta, ma na lo libretto. Infatti, tutta cosa explique facilement.
Alla debuta dell'istoria del gruppo, la scrittura utilizzata si rapprochava della scrittura mistralenca. Li caua si scriviam me de code piate au francès. Ma durante a voce, l'Udalfin che si diava occitan ha deciso di cambiare la sua grafia, perché la grafia mistralenca devient quella dei provençalista, e las capite, è un po' la guerra. Donc lo gruppo si mette alla grafia occitana o grafia classica, ma tutto senza cambiare le vieille titre, che lui estu in grafia mistralenca. Allora può sorprendere alla debuta, ma escumaco. 5. Allez, un infinime de cifre. Sabes quand des groupes de musica sont nascuti grazie a l'Udalfin? O en des ligame me l'Udalfin? Non? Ben, io pareil, perché il y a trop. Et puis, il y a tout plein qui si sono formati e après ça reste tout d'accord. Ma per avere una piccina idea, hai pigliate due liste su dei gruppi di musica occitana in Valada. Già a che hanno partecipato alla compilazione Occitania Vivo in 2013 e fin da che sono in libretto di presentazione della cultura occitana in Italia del 2011. Hai contate sulla mer i gruppi che sono stati formati dagli scolani di Sergio Berardo o direttamente dai musicanti dell'Udalfin, a quelli che sono stati parrainati dall'Udalfin alla sua debut per ottenere le date, o a quelli che le musicanti dicono che è stato grazie alla modernizzazione dell'Udalfin che hanno fatto il di musica occitana. E beh, tutto a ne hai contate 52. 52! Farà bene la contea di avere 52 gruppi di musica in sarda. E va chi si è mai informate sull'Udalfin? Besai. Gli avete informazioni che sappiate già in tutto ciò? E nas d'altre informazioni inedite su quel gruppo? Ehi, fai dire! Ben sigur, il y a une information qui est un peu connue. Est-ce qu'en 2004, l'Udalfin a ottenuto il Prestenco. Sabi pas se si dit come co. Ma è un prez per un mai buon disco italien in dialetto e rapper l'oste del Diao. E a co è la classe.